Figli, studi studare tu la luz? Sì, va bene di studiare la luz per non stracciare, ma come io non vedo nulla. O varesti di ve alchio però, Chia le cavigli, une chiandele come une volte. Non sai, c'è che i passi tagliafa, vigli però. Ieri va della giornata, vasarin un'eridade, con bravura io tal dis, la mia dun parinti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltarin une storiute, conti giux e mustidi, ogni di si fa così, tut più miel do franculan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferchiacchia la mamma, tut più miel do franculan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferchiacchia la mamma, e non sta là lontan lontan, sta ferchiacchia la mamma. E gli è arrivata un'email, vi dico qui che non scrive. Mandi Daria, la mamma e il papà mi dicono sempre di studiare la luz. Savaresti stu a dimmi perché? Mamma? Katia. Mandi Katia, c'è belle domande che tu mi hai fatto. Sapeso c'è che us dis, come us puarti in un questo un evore speciale e us fas cognossi qualchidun un evore unic. Venite con me. Fruz, come us presenti sorelli, Aiar e Aghe. Loro tre sono amici e pueden coventare anche per creare una famiglia unica e importantone, o ben la famiglia delle energie rinnovabili. Di fatto, loro tre sono fonti naturali prodotte da nostre terre e non finiscono mai. Con loro si producono energie differenti, so ben con Aghe si produce l'energia idroelettrica che si fa con tanti sgottuti di Aghe. Con Aiar si produce energie eoliche, che arriva proprio da super sofflate di Aiar. Con Sorelli invece si produce energie fotovoltaiche, che arriva proprio dai raiz dal Sorelli. Ma c'è la energia? La energia è la forza che ti covente. Per impiare la televisione e vedi i tuoi cartoni animali preferiti. Per impiare la luce quando è scuro, quando tu giochi sul computer o con la tua console, quando tu dopri il condizionatore o il riscaldamento. Sì, Fruz! Per fare tutti questi robis non scovente energie. Bisogna però stare attenti a non consumare masse energie e a non stracciare quando non covente. Dunque, bisogna sempre di studiare che non doprai esplui. C'è? Che il Sorelli non si studierà mai? Sicuro, Fruz. Ma non sempre ho la fortuna di poter doprare fonti di energie che arrivano da natura e che non finiscono come il Sorelli o l'Aiar o l'Aghe. Tanti stiasi adoprano fonti di energie come che arriva dal petrolio o dal gas e che affiniranno. La roba importantone è che la energia è un evore prezioso e non ho venditigli le conto, sempre, ogni dì, con le nostre azioni e che delle nostre famiglie. Volevo farmi domande su altri argomenti con tante curiosità o volevo fare una dedica? Mandai a Maman, Caiut Sportel Furlan, Pont e U.
oppure mandate un WhatsApp a 3 7 1 4 7 2 9 0 2 2. O le avrai dute in trasmissione. Fazendo un gioco. Vi ho detto se siete buoni di riconoscere in 5 secondi la ombre dal sorelli. Pronti? Via! La ombre dal sorelli è questa. E che de gote di aghe, qual è ise? Pronti? Via! Belle ca. Cumò in 3 secondi chiatait la ombre dal nul. Pronti? Via! Vele ca. Le veso indovinate? Bravo nons. Tanti sconti sa son magis. Culis fadis. Culis tris. O cui orcui. O cui gurius. Io li sconti a altris fruts. Culis gambis incrosadis. Li sorelis ben spicciadis, ben sierade la bocchiute per ascoltare une storiute. Tiere, progetto di valorizzazione delle lingue furlane indrecciata ai frutti e realizzato con loro. Di sempre i oms si sono domandati di dove che veniva la tiere. I oms che stavano sull'ismonsa dicevano che tutta gli era saltato fuori di un uf di falcucci bocognon. Invece gli oms che stavano al mare credevano che la tiere fosse saltata fuori di un uf di copasse. Che in Friul si diceva che proprio arbui, mons, flums e culini si avevano fatto due giganti, Simeon e Mariane. Invece la storia vera delle tiere scomincia dal nue. Al principio non gli era nue, scur tam che un gnoccia in celune, cidin tam che tal miec dal desert, e poi dopo... Bang! All'inizio la tiere e era tutta di fug. Non erano né oms né animali, era dome fug. Fug di vulcans, tut un bulì e s'avvoltassi di lave solfarose che ebulive e falistiave. Tut che il fumo l'ha emplato il cil di noi e l'ha scominciata a plovi. A plovi parains, secui, così tanto che la tiere si è emplade di aghe. L'aghe è tanto che une misture magiche, perché proprio dentro te aghe e può nasci la vite. E un dia le succedut, plank a plank, la tiere e ha scominciata a emplassi di alighis, di plantis, di bestis e di oms. Ma gli oms, dome dopo, dopo. La tiere ven di lontan dal timp, e gli vecchie di milioni di eins e va tignude di cont tam che une none. Fruits, cumò, Altacche ghiti! Se soprons per divertirsi coi fumetti e le stories di stelle, volp, cocal, ors, ghiti, aquile e ruglie. Con mamma e papà o podes là sul sito di Lengal www.ghiti.it. Uspiete un mondo fatto di cartoni animati, videos, giochi interattivi e letture.
stracche. Buondì, Gitti. Buondì, Stelle. Io ci so sedarie, perché sei tu così stracca? O doar poc di dos nyosinka, or sa rompe fortong. Roncea. Gitti, o hai di domandati scuse? Per via? O dormivi Pacific, ma mi sono svegliato di besol, perché che roncei basse a fuort. Vigli, se ti plasaresti agli essi? C'è? Il sorelli? Il sorelli pariesi grand, luminoso e plen di energie. O fa un tic di fatture, immaginati con tante energie, so hai di diti la verità, vedi? E altri sfruts, si immaginai di essi in bande dal sorelli, dall'Ayar e de Aghe. Vigli? E tu? C'è robe strambe. Mamma. Ieri va della giornate, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti trucs e mostri, ogni dì si fa così, tutto primier do gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontano.